Mater Fortis è un progetto strettamente collegato a un gruppo di automutuo aiuto che il Comune di Treviso insieme all'Associazione Rock in Motion e ai servizi sanitari dell'ULSS ha voluto mettere. Un gruppo che è partito all'incirca un anno fa per aiutare le mamme che vivono con difficoltà la maternità. Alcune possono sviluppare la depressione postparto, altre ovviamente magari vivere dei momenti di fatica e sentirsi sole e non comprese. Da queste idee, dall'esperienza di questo gruppo e dalla lettura di questi bisogni è nata questa mostra, Mater Fortis, perché la narrazione della maternità deve un po' cambiare, secondo tutto il gruppo che ha lavorato a questa mostra. Maternità è bellissima, la maternità è energia, ma è anche fragilità, che si può superare, però il messaggio è sempre positivo, si può superare se c'è una società pronta ad accogliere, a comprendere e soprattutto a sostenere. La condivisione è il sottotesto di questa mostra. Insieme si può uscire, fare di più e fare meglio, perché per far crescere bambini e bambine felici ci vogliono mamme e papà sostenuti, consapevoli e sereni. Noi lo scorso dicembre abbiamo fatto un concerto di beneficenza grazie a un coro gospel che ha donato la sua performance e abbiamo chiesto all'assessore quale fosse un punto critico, un punto dove c'era bisogno di un sostegno. L'assessore Tessarollo ci ha proposto il progetto Rock in Motion e noi l'abbiamo sposato con grandissimo entusiasmo perché Soroptimist, ecco, nel cuore di Soroptimist c'è l'attenzione ai diritti delle donne e dei giovani e quando parliamo di donne parliamo sì di violenza, ma parliamo di salute, parliamo di sostegno ai momenti difficili, quindi in qualche modo abbiamo proprio trovato una comunione di intenti con questo progetto che evidentemente mette in evidenza dei problemi che tante volte i problemi delle donne sono così un po' circoscritti a momenti, a luoghi di scarsa attenzione, quindi ci ha fatto un grande piacere poter dare il nostro piccolo contributo a questo progetto bellissimo.